Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi e naturalmente ben arrivato anche al nostro ospite, ve lo presento subito. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Giancarlo Sanavio, che è cofondatore ma anche presidente di Fondazione F3. Grazie di esserci. Prego. E con lui entreremo in un capitolo molto importante che riguarda purtroppo, ahimè, diverse persone. Cos'è il dopo di noi? Tanti di voi l'avranno già sentito parlare. Insomma, cercare di provvedere, innanzitutto una legge, esiste una legge del 2016, l'articolo 6,9, legge 112, che inquadra questa questione, ovvero cercare di provvedere per tempo a quello che si vorrà possa essere affrontato nel migliore dei modi per i figli, stiamo parlando di famiglie dove ci sono delle disabilità anche abbastanza gravi, perché effettivamente se ci si pensa per tempo e si inizia già ad attuare un percorso con i desiderata della famiglia e le aspettative e possibilità di quelli che sono i figli, una volta che la famiglia non c'è più, che sono passati gli anni, la persona disabile in realtà si trova sostenuta in modo molto importante, può fare un percorso anche di quasi autonomia, poi secondo dipende dalle situazioni, comunque di un sostegno mirato. Bisogna però capire dove sbattere la testa, a chi rivolgersi, cosa fare, quali sono i passi, cosa dice la legge e perché c'è questa legge, serve o non serve. C'è questa Fondazione F3, Famiglia, Fiducia, Futuro, che effettivamente sta facendo un ottimo percorso, è vero? Sì. Come lei è un cofondatore, come le è nata l'idea di creare questa fondazione? Ma l'idea della fondazione è stata la conclusione di un percorso promosso da un gruppo di famiglie, di genitori, che si sono posto il problema: cosa succederà a mio figlio quando io non ci sarò più? Un figlio bambino disabile, con disabilità. Un figlio disabile, anche adulto. E quindi si sono posti il problema di come affrontarlo e hanno sviluppato quel tema che noi chiamiamo durante noi, cioè durante la loro vita hanno provato a pensare, a sperimentare dei progetti per che poi potessero continuare e chi doveva gestire il dopo, diciamo quando i genitori non c'erano più, è stata pensata la fondazione, perché la fondazione come entità è un ente che rimane nel tempo, che non può modificare lo statuto diciamo, o le finalità dello statuto, e quindi non ha un'assemblea, quindi non c'è una volontà che può modificarsi nel tempo e rimane nel tempo. La fondazione quindi si è posta come gestore di quello che la legge 112 poi, perché noi siamo nati nel 2011, quindi molto prima della legge, poi la legge ha previsto come strumenti il fondo previsto dalla legge, l'articolo 6.3, ma soprattutto quello che prevede l'articolo 6, i trust e gli affidamenti fiduciari. Ecco, prego. E abbiamo pensato anche di affrontare il tema avendo davanti una platea di famiglie completamente diverse, cioè dalla famiglia molto ricca, diciamo con un figlio unico, che è l'elemento più semplice, alla famiglia non abbiente, diciamo, con anche più figli. E quindi abbiamo cercato in questi anni, in questi ormai 15 anni, 16 anni di attività, di trovare anche delle risposte innovative che si colgono dalla legge ma che non sono espresse, come ad esempio il trust collettivo, dove anche la famiglia che non ha allora facciamo così, dopo fondi. Andiamo con calma, perché dopo se no buttiamo tutto quanto e risulta difficile comprensione. Allora, lei ha colto appunto l'esigenza di provvedere durante la vita già di questa persona, quindi non soltanto a dopo, però una volta effettivamente che i genitori diventano anziani, peggio ancora diventano non autosufficienti, quindi già hanno difficoltà o non ci sono più, quindi già il problema è quando diventano anziani non autosufficienti, a chi? Non hanno un figlio che può provvedere loro, oppure succede di tutto e di più. E allora a quel punto la persona disabile non sempre ha l'autonomia di firma, di disporre di capitali, di poter alienare un immobile, di pensare anche cose che sono abbastanza complicate. Si può provvedere prima, giusto? Però non è che può farlo chiunque, giusto? Cioè bisogna affidarsi a persone che siano in grado, che possano essere responsabili e abbiano un'esperienza da questo punto di vista. Chiaro.
La difficoltà più grande che lei ha riscontrato nella sua esperienza, poi andiamo anche ad estrinsecare le modalità, il trastiro, tutte queste belle cose, che cos'è? Qual è? Ma è proprio quella di elaborare il concetto di non esserci più e quindi di pensare a un futuro vicino o lontano, spesso si spera lontano, però dove io aspetto sempre all'ultimo momento di trovare le soluzioni. Invece, anche la legge lo dice in maniera molto chiara, io devo partire subito. Io consiglio tante volte anche a famiglie che hanno bambini di cominciare a pensare al futuro, perché possono avere una serie di opportunità che poi si perdono nel tempo. Faccio l'esempio. Addirittura si potrebbero perdere nel tempo? Sì, perché ad esempio se io faccio un'assicurazione sulla mia vita con beneficiario il figlio, che è prevista anche dalla 112, se la faccio quando sono giovane ho determinati premi, se la faccio a 80 anni non trovo neanche un'assicurazione che mi faccia ecco, allora pensandoci nel tempo posso anche pensare di mettere via dei fondi per il futuro del figlio. Posso anche usare una parte dei suoi benefici, diciamo, per lui stesso, e quindi sono elementi che vanno pensati soprattutto. Però ci sono alcuni aspetti che vanno valutati e importanti. In questo momento storico, oltretutto, noi abbiamo il decreto legge 62 del 2024 che cambia completamente l'impostazione della cultura che abbiamo, sia dei servizi che dell'esigibilità dei diritti, diciamo. Ecco. Perché noi abbiamo una grandissima legge, la 328 del 2000, che è la legge quadro sui servizi sociali, che abbiamo avuto dopo 110 anni di esperienza, perché la legge precedente è la legge Crispi del 1890, ecco, la legge prevede che ci siano dei servizi di unità di valutazione multidisciplinare distrettuale che si prende carico della persona disabile, dei suoi bisogni in modo particolare, e che cerca delle risposte per il futuro del figlio. E questo è stata una cosa importante, un passaggio importante. Il decreto 62 invece rivoluziona completamente questo, perché dice che non c'è più un progetto personalizzato fatto dall'UVMD, quindi equipe multidisciplinare distrettuale, ma il progetto di vita è della persona disabile e oltre ai bisogni assume in modo particolare i desideri della persona, i desiderata. Quindi cambia completamente l'impostazione e l'equipe territoriale distrettuale diventa consulente della persona disabile e della sua famiglia, non più quello che valuta e decide. Quindi è un cambiamento culturale epocale e questo lo dobbiamo in modo particolare vorrei citarla perché è venuta a mancare la fine settimana scorsa, Ileana Argentin, che è stata la promotrice della legge sul dopo di noi. Lei come parlamentare onorevole aveva già presentato 2 proposte di legge sul dopo di noi che erano rimaste inascoltate. Poi quando ha presentato la terza, soprattutto quando poi il governo Renzi ha messo 270 milioni a bilancio nel triennio, lei, visto che il Parlamento, la Camera dei Deputati in modo particolare, non si muoveva, si è incatenata alla porta della Camera e ha costretto i parlamentari, gli onorevoli, a farsi carico dell'operazione. A febbraio, quindi 2016, è iniziato l'iter, chiuso poi a giugno, prima alla Camera e poi al Senato, della costruzione di questa legge, che è senz'altro una legge innovativa, perché è nata, è la prima legge dopo la legge che riconosce i diritti delle persone disabili messi in evidenza dalla Convenzione di New York e tradotti in Italia con la legge 18 del 2009. Allora questa diventa una legge molto importante, anche se ha dei limiti. Il limite principale, ad esempio, è che per accedere ai benefici di questa legge bisogna avere la situazione di gravità. E la situazione di gravità ecco qua, infatti, allora, non sempre si collega con
le autonomie e le capacità delle persone, di tutte le persone, di poter accedere. Questo è uno degli aspetti che il Parlamento sta rivedendo, sta tentando di rivedere. Parliamo anche piano così che tutti ci possono seguire. Questa normativa ovviamente prevede anche dei finanziamenti, sì, quindi allora, per limitare forse anche il numero degli aventi diritto probabilmente ha detto cerchiamo di provvedere ai più gravi. Sì, no? ma questo è stato un po' il concetto iniziale, immagino che anche perché quando il Parlamento, la Camera dei Deputati, ha preso in mano la situazione, l'Istat non aveva i dati precisi di quante persone 18-64 anni, che questo è un elemento perché non ci sono i minori, perché c'è la famiglia, non ci sono gli anziani, quindi è una legge molto particolare e quindi l'Istat non aveva il numero esatto o indicativo delle persone 18-64 anni disabili e quindi hanno dovuto usare degli elementi particolari, pensando a 4 milioni, 5 milioni di persone in Italia. Quindi all'inizio il governo Renzi, come dicevo, ha messo 90 milioni per il primo triennio, quindi 2016, 17, 18. Poi è continuato, c'è stato il Covid che ha chiaramente un po' rallentato tutto quanto, però se noi andiamo a vedere la Corte dei Conti del 2025 dice ad esempio che il Veneto, che è una delle regioni che ha utilizzato i fondi, ha usato il 75%, quindi ci sono ancora fondi a disposizione. Ma come mai è stato usato solo il 75% quando effettivamente appare che molti avrebbero... Allora ci sono vari elementi, diciamo. Ecco, poi soprattutto che cosa in questi fondi dove vanno, cioè in che modo vengono utilizzati? Spesi. Allora, chiaramente è uscita la legge e poi per capirla è voluto del tempo. Il decreto attuativo è uscito a dicembre 2016 che ha dato l'incarico alle regioni di presentare un progetto, quindi ogni regione ha presentato un progetto per poter come impegnare i soldi, come spendere i soldi. Il Veneto ha fatto una prima delibera che non è stata accettata dal Ministero, non ritenuta idonea, poi invece è stata fatta un'altra delibera 154 nel 2018, quindi abbiamo perso 2 anni e quando anche in Veneto è cominciato a funzionare, perché sono previsti intanto i fondi divisi per ogni ULS in base agli abitanti 18 a 64 anni, e quindi divisi in questa maniera, e poi perché ogni ULS doveva organizzare delle reti di enti privati, cooperative, associazioni e quant'altro che promuovessero delle attività rivolte alle persone disabili e quindi avessero anche come obiettivo ad esempio il co-housing. Infatti esatto, quello di dire condividi degli spazi, delle abitazioni, qualcosa in modo che esci, non stai in una cooperativa, in un ambiente che magari può non essere... vai in un istituto. In un istituto, ecco. E per l'istituto qui è molto importante decidere, capire bene. Vuol dire che vai in uno spazio che hanno deciso altri e questo va contro l'articolo 18 della Convenzione di New York che dice che la persona disabile sceglie dove stare e conquistare. Questo cambia completamente l'impostazione. Sì. Prima, brava l'assistente sociale che riusciva a trovarti un posto in una comunità alloggio, adesso invece sono io che scelgo di andare. E questo è un passaggio molto importante. Però la comunità alloggio non costituisce un co-housing. La comunità alloggio è una struttura per 10 persone disabili con gli operatori nelle 24 ore chiaramente che supportano le persone. La comunità alloggio è un servizio, come l'RSA, è un servizio molto importante perché alcune persone non hanno alternative da questo. Per altri invece c'è la possibilità o di vivere da soli vita indipendente, e c'è una legge del 98 che lo prevede, la 162, oppure di condividere la vita con gli altri. Però la differenza sostanziale è che mentre nella comunità alloggio io vado in un posto dove è libero, diciamo in questo momento poi è difficile trovare in Veneto perché sono saturi tutti i servizi, e nel gruppo appartamenti invece scelgo conquistare e quindi bisogna fare tutto un percorso di conoscenza con altre persone, di condivisione, di definizione degli obiettivi, del regolamento, delle modalità di vita che ognuno vuole portare. Non è facile.
non è facile, quindi ci vogliono dei tempi abbastanza lunghi. Certo. Anche poi per supportare il co-housing, allora sicuramente c'è un intervento, può esserci un intervento pubblico appunto in base alla 112, oppure può essere sostenuto anche da terzi, dalla famiglia stessa. Ecco, quindi è importante prima di tutto elaborare il progetto di vita di ogni persona. Certo. Ogni persona deve fare il suo progetto di vita. E allora la interrompo qui. Torniamo su questo tema. Abbiamo parlato di progetto di vita, ma come si può fare? Chi lo può fare? La famiglia conosce veramente le attitudini, può comprendere le ambizioni, le aspirazioni, e quanta parte in questo ha anche la persona stessa coinvolta, che ha una disabilità. E poi parliamo anche di capire disabilità grave o non grave, perché poi la gravità si muove in un range abbastanza particolare. Dopo la pubblicità, tra poco.